La verifica dell'identità per motivi di sicurezza è un tema estremamente attuale e molto sentito, soprattutto alla luce dell'aumento degli attacchi terroristici che ci sono stati negli ultimi 10 anni. Molto spesso i terroristi si muovono da un paese all'altro semplicemente utilizzando delle identità false. Quindi non è difficile intuire come avere uno strumento che sia in grado di identificarli già al loro ingresso nei paesi occidentali potrebbe essere di grande aiuto soprattutto nell'ambito della sicurezza sociale. Il nostro progetto mira appunto a costruire uno strumento che sia in grado di verificare l'autenticità dell'identità dichiarata senza avere alcuna conoscenza a priori rispetto all'identità del dichiarante. Per fare questo siamo partiti da delle solide evidenze scientifiche che riguardano lo studio dei meccanismi cognitivi coinvolti nella produzione della menzogna. In particolare l'idea è quella di utilizzare delle misure implicite del comportamento per tracciare i processi cognitivi che sottostanno alla produzione di informazioni false. Utilizzeremo nello specifico il tracciato del movimento del mouse mentre i soggetti sono impegnati in un compito di risposta a domande relative alla propria identità, per riuscire appunto a capire qual è la traiettoria tipica del mentitore rispetto a quella di un soggetto sincero. La principale caratteristica innovativa di questo progetto risiede nell'interdisciplinarietà. Infatti uniamo le competenze proprie della psicologia cognitiva sfruttando e utilizzando strumenti propri del campo dell'informatica. Utilizzeremo non soltanto l'analisi cinematica, ma anche avanzate nozioni di machine learning, apprendimento automatico, che è in grado di creare dei modelli per fare delle nuove predizioni su dati completamente appunto nuovi. Infine, i punti di forza del nostro progetto sono la semplicità, perché utilizzeremo delle strumentazioni disponibili ormai in qualunque casa, in qualunque servizio, come il computer e un mouse, il basso costo anche in termini di tempo, perché con poche domande saremo in grado di capire se la persona che abbiamo davanti è un impostore o meno. Infine, questo progetto è trasferibile anche in contesti su una più ampia scala e inoltre potrebbe essere integrato a numerose altre applicazioni attualmente disponibili, soprattutto in un contesto via web come l'online banking, oppure per far fronte a un altro tema molto importante che è la creazione di account e profili falsi, per esempio sui social.